Le grafiche Ghiani sono nate nel 1983, prima si chiamava tipo litografia Sergio Ghiani, perché è nata a Isoli nell'81, poi nell'83 è stata costituita la Grafiche Ghiani SRL, poi abbiamo fatto 5 anni paese, del nostro paese natale a Isoli, poi ci siamo trasferiti nell'87 quindi alle Monastiere. Dall'87 a oggi abbiamo fatto un bel percorso di lavoro, nel frattempo ci sono state delle evoluzioni molto importanti che hanno dato degli ottimi risultati, si vede appunto il lavoro che è stato svolto e devo dire che il circuito Sardex ci permette di utilizzare alcuni servizi del tipo, adesso stiamo presentando delle richieste, devo fare delle lavorazioni, quindi nell'edilizia, perché nel circuito abbiamo visto che ci sono varie imprese che possono fare determinati lavori che a noi comunque servono. Dobbiamo fare un cancello, abbiamo visto che nel circuito Sardex ci sono dei fabbri che possono interessare praticamente a questo prodotto. Cancelleria, robe che comunque fanno parte sempre del nostro contesto operativo e che interessa ad entrambi. Entrando proprio nello specifico, possiamo essere utili al circuito Sardex come il circuito Sardex può essere utile alla nostra operatività. Quindi devo dire che ci stiamo trovando bene, adesso abbiamo bisogno di fare degli acquisti di arredamento e abbiamo contattato un negozio del circuito Sardex. Il circuito Sardex mi permette di utilizzare quelle soluzioni dove, siccome noi facciamo parte del circuito Sardex e ho bisogno di un servizio che il circuito Sardex in questo caso mi dà, quindi è il vantaggio reciproco. Altri utilizzano lo stesso circuito com'è, quindi è una risposta positiva nel contesto di una operatività economica finanziaria. Quindi io utilizzo il circuito Sardex perché mi conviene, perché un altro utilizza il circuito Sardex e quindi do un servizio a chi ha bisogno del mio e mi dà un servizio a chi ha bisogno del suo. Quindi è un vantaggio comunque sotto l'aspetto, diciamo, dell'operatività aziendale. L'importante è che il circuito continui a funzionare come sta funzionando e continui a migliorare quelle che sono le esigenze di ogni cliente e di ogni fornitore. Questo vuol dire fare sistema.